Siamo con Giuseppe Cherubini della Regione Veneto. Questa mattina è stata una giornata interessante in cui si sono traslate delle vongole di mare da un luogo all'altro per cercare di ripopolare delle zone che sono rimaste, diciamo, a secca per quanto riguarda il quantitativo di vongole. Dimmi. No, è un progetto molto interessante di durata triennale che la Regione sta supportando molto volentieri, con grande interesse, perché al suo interno ha vari aspetti, quindi l'aspetto gestionale che abbiamo visto oggi di spostamento delle vongole dalle aree nursery alle aree poi di accrescimento, quindi per aumentare la produttività del mare, agli aspetti di monitoraggio e di studio scientifico, agli aspetti di ripopolamento con vongole provenienti da altri compartimenti del centro-sud Adriatico, supportati poi da Veneto Agricoltura e dall'Università di Padova per cercare di capire le cause di una minore produttività del nord Adriatico in questi ultimi anni. Quindi è un progetto interessantissimo che cerca di trovare risposte a questa crisi produttiva che stiamo registrando dal 2018 ad oggi. In questo progetto com'è che la Regione supporta l'iniziativa? C'è stato un accordo di programma tra Regione del Veneto, Veneto Agricoltura e i due cogevo dei compartimenti di Venezia e di Chioggia. L'intero progetto, che ha una durata triennale, ha una spesa di 900.000 euro, di cui 600.000 euro a carico della Regione e 300.000 euro a carico di Veneto Agricoltura. Una cosa molto importante, quindi, cioè a livello anche economico, una cosa importante. Un progetto importante e complessivo che appunto speriamo che nell'arco temporale del progetto iniziato l'anno scorso il 2021 e quindi per la fine del 2023 riesca a dare, diciamo, cose concrete e analisi concrete per superare le difficoltà momentanee del settore. Grazie infinite. Grazie a te.